L'impresa di giornata nel girone B di eccellenza la firma la Nebros che a Lenzo Vasi batte la capolista Egea Virtus e si porta un solo punto dalla zona playoff. Un derby che la Nebros mette subito in discesa quando al minuto 11 proprio l'ex Sciotto raccoglie il corner di Ancione e di testa spedisce alle spalle del portiere il pallone che spiana ai suoi la strada verso un pomeriggio indimenticabile. Per il difensore di casa che non esulta si tratta della terza rete in campionato. L'Egea Virtus tenta subito la reazione ma le conclusioni di Della Guardia al minuto 15, Di Biondo su punizione al 28esimo e il destro da posizione centrale di Flores non sortiscono il pareggio sperato. Al minuto 34 ospiti che reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano in aria da parte di Cassaro, ma il direttore di gara lascia giocare. Insiste la squadra barcellonese al 36esimo, la botta di Isgro sorvola di poco la traversa. 2 minuti dopo a protestare invece la Nebros per il gol annullato a Carrello che mette in porta scartando Di Fina, ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. Nel finale di frazione torna a spingere l'Egea Virtus con Biondo che al 42esimo impegna centralmente Paterniti. Poi 4 minuti dopo i giallorossi reclamano a gran voce il penalty per il contatto tra Ancione e Silipigni, ma l'arbitro concede solo punizione dal limite dell'area e del calcio piazzato si incarica Biondo che sfiora il palo alla destra di Paterniti. Nella ripresa ancora giallorossi in avanti alla ricerca del pareggio e dopo il tentativo di Flores al minuto 48 terminato alto sulla traversa, l'Egea Virtus acciuffa il pareggio 2 minuti dopo grazie a una sfortunata deviazione di Sciotto che manda alle spalle di Paterniti il colpo di testa di Isgro per la rete dell'1-1. Una gioia che per i barcellonesi dura poco però, infatti al 55esimo la Nebros rimette la freccia quando l'altro ex della sfida Ninni Carrello raccoglie l'assist di Sciotto dopo la gran traversa colpita da Gatto e di testa batte Di Fina facendo così Nebros 2, Egea Virtus 1 e per Carrello che non esulta si tratta della terza rete in campionato. L'11 giallorosso prova nuovamente a rimettere in piedi la partita ma la punizione di Ido Iaga al 57esimo è deviata in tuffo da Paterniti mentre il piazzato di Biondo al 65esimo non inquadra di poco lo specchio della porta. Bersaglio che al minuto 70 centra invece la Nebros quando Pontini raccoglie l'ottimo lavoro di Carrello e al volo col sinistro fulmina il portiere facendo esplodere ancora una volta i tifosi del Lenzo Vasi. 3-1 per la Nebros e gol numero 1 in campionato per Pontini. Una rete che taglia le gambe ai barcellonesi che tentano la sortita con De Gaetano senza però creare problemi a Paterniti. Quindi nel finale ancora Nebros in avanti, prima con Gatto che al volo calcia di poco al lato, poi con Pontini che da pochi passi trova la decisiva parata di Di Fina e in ultimo con Carrello che scarta il portiere e mette in rete, ma l'attaccante anche in questo caso viene fermato nuovamente per offside. Da registrare infine il rosso diretto che il direttore di gara mostra l'ex Natale Gatto per l'entrata troppo decisa su Abate. La Nebros sale in classifica, quota 22 punti e si porta ad una sola lunghezza dal quinto posto, mentre l'Egea Virtus, nonostante la sconfitta, mantiene il primato solitario con 28 punti e una lunghezza di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Modica. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.